Ben ritrovati dalla redazione, malori improvvisi nel corso della loro attività per due lavoratori diretti di Fincantieri nel reparto di Salderia. È accaduto ieri tra le 19 e le 20 quando è stato dato avvio delle procedure di emergenza. I due dipendenti sono stati trasferiti all'ospedale triestino di Catinara. A quanto si è appreso, le loro condizioni non sarebbero critiche, entrambi erano vigili e quindi in stato di coscienza. Un pedone di mezza età è stato portato al pronto soccorso di Catinara dopo essere rimasto vittima dell'ennesimo investimento. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri all'angolo tra via Cumano e piazzale De Gasperi a Trieste. L'uomo è stato centrato da un'autovettura ed è finito contro il parabrezza, sfondando il vetro con la testa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica che hanno trasportato il malcapitato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero critiche. Da sabato è il piccolo eroe di Tarcento e a lui che di anni ne ha solo 12 allo slancio con cui ha agito e alla prontezza di riflessi che ha saputo dimostrare in un frangente disperato che il suo amico di sempre deve la vita. Non ha infatti esitato un attimo quando l'ha visto sprofondare sott'acqua nel torrente Torre. Si è tuffato verso di lui, una volta tralasciandolo a riva ha saputo praticare al meglio la respirazione bocca a bocca, strappando il coetaneo, che era privo di conoscenza, alla morte. Sono giorni della svolta in casa triestina, sul fronte societario così come sul campo di gioco. Il nuovo CDA è composto da 3 membri. Presidente è stato nominato l'uomo d'affari americano di origini croate Tom Zelenovic, sul quale c'è stata convergenza da parte dei nuovi investitori in LBK. Gli altri 2 consiglieri sono l'americano Oliver Santner e il canadese Marco Margiotta. Il primo ha già incontrato sabato scorso il sindaco Roberto Di Piazza, quello di Muggia Paolo Polidori e il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo da nuvoloso coperto con rovesci, possibili temporali. Le piogge in giornata saranno intermittenti, in genere moderate o abbondanti. Dal pomeriggio sera e nella notte successiva le piogge potrebbero essere intense e temporalesche, localmente anche molto intense. Sulla costa, specie sul settore occidentale, vento moderato da est o sud-est. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra 15 e 18 e sulla costa fra 18 e 21 gradi, le massime ovunque fra 21 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.